L'ospedale di Treviso è assolutamente sotto controllo, abbiamo la situazione completamente controllata e isolata della geriatria, la stiamo portando a soluzione, come ha detto il direttore generale, mediante il collocamento a domicilio della quasi totalità dei pazienti, salvo quelli che hanno bisogno di cure in malattie infettive. Sebbene la situazione continui a essere fluida, le autorità sanitarie trevigiane ostentano sicurezza con i pazienti della geriatria positivi ma senza sintomi che stanno ritornando ai loro domicili per proseguire la quarantena, soggetti che saranno assistiti a casa da squadre adeguatamente formate ed equipaggiate con tutti i dispositivi di protezione individuale necessari. Questo permetterà di liberare la geriatria del Cafoncello e riportarla all'operatività di sempre entro il fine settimana. A garantirlo a chiare lettere il direttore generale Francesco Benazzi, per cui l'emergenza nel reparto si può dire conclusa. Che ormai il problema dell'infezione all'interno della geriatria è superato. Problema superato quindi per la geriatria, dove la scorsa settimana si è registrata la seconda vittima veneta, la prima trevigiana, l'insegnante di paese Luciana Mangiò. Certo, ora si tratta di evitare che nascano nuovi focolai sul territorio, difficile in questo senso fare previsioni. Io non sono un epidemiologo né ho la sfera di cristallo, quindi diciamo che noi stiamo attrezzandoci grazie anche alle direttive che ci dà la Regione Veneto in modo tale da evitare che si creino focolai, ulteriori focolai. Poi chiedermi se effettivamente in quanto tempo, io mi auguro nel tempo più breve possibile. Nel momento in cui abbiamo isolato i casi è chiaro che andiamo a ridurre il contagio. L'obiettivo quindi è contenere la diffusione del contagio. Oggi ogni persona infetta ne infetta 2. Se ogni persona infetta attraverso le procedure di quarantena e di isolamento ne infetta meno di 2, ma soprattutto se ne infetta meno di 1, l'epidemia si spegne. Resta il super lavoro dei sanitari e degli operatori a domicilio. È un lavoro molto impegnativo, richiede spirito di sacrificio, il personale sanitario in prima linea, mi pare che tutto comunque proceda con scienza e coscienza.